Ben ritrovati cronache trevigiane, ha sul piatto tanti ingredienti in questa puntata che vi parlerà di due festival, quello delle Proloco che si è svolto in questi giorni e del primo festival della pasticceria dolce e salata delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, organizzato dall'Istituto Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto. Poi spazio all'agricoltura. Con Coldiretti Veneto parleremo di welfare sociale, ma con Coldiretti di Treviso siamo stati nel Brennero ad aprire i camion per verificare cosa entra in Italia. Ma vogliamo invece cominciare da una buona notizia. A Paese si è appena aperto il servizio di teleriabilitazione. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme. È stata inaugurata nelle scorse ore la nuova centrale territoriale di teleriabilitazione dell'US2 Marca Trevigiana, la prima in tutto il Veneto. I nuovi spazi dedicati alla riabilitazione intermedia sono stati ricavati da quella che era l'ex sede della Guardia Medica in via San Luca a Paese. Stiamo cercando di applicare quello che dice il DM 77 del 2022, cioè portare nel territorio tutto quello che si può portare a livello di assistenza sanitaria. Un po' la rivoluzione copernicana che tutti ci aspettavamo, che finalmente sta arrivando, utilizzando la tecnologia, quindi l'intelligenza artificiale, la telemedicina, la teleriabilitazione. Oggi parliamo di teleriabilitazione e di fatto la gestione di tutti i pazienti cronici o pazienti che comunque hanno avuto un trauma o hanno un problema della gonartrosi e altre patologie che possono essere gestiti tranquillamente a domicilio con degli esercizi controllati dai nostri fisioterapisti e i nostri fisiatri, quindi veramente un salto di qualità. L'innovativo progetto adotta un approccio pionieristico utilizzando un sistema di intelligenza artificiale per offrire un servizio personalizzato e diretto ai pazienti a domicilio. Questo favorirà un'accessibilità migliore dei cittadini, una qualità delle cure, della riabilitazione maggiore e migliore per i nostri cittadini. Merito dei professionisti della sanità, dell'azienda US2 Marca Trevigiana, che sono ampiamente motivati nell'implementare delle soluzioni tecnologiche nuove che permettono di avere un sistema sanitario che può dare soluzioni personalizzate, mirate, che garantisce un controllo e una verifica in tempo reale di come proseguono i percorsi di riabilitazione e intervengono laddove è necessario. Il sistema permette un monitoraggio accurato e in tempo reale della qualità degli esercizi motori e cognitivi svolti dal paziente seguito a domicilio e dei progressi compiuti, garantendo interventi tempestivi e personalizzati. Degli spazi che li abbiamo concepiti come un ponte vitale tra casa del paziente e gli ambulatori. Le regole degli ambulatori le conosciamo, sono abbastanza rigide, vanno bene per certe fasi della malattia, ma per altre fasi abbiamo bisogno di spazi che ci permettono di agire in modo più rapido e soprattutto sostenibile e flessibile direttamente a contatto con la comunità e nel territorio dove la persona vive. Quindi ecco perché li abbiamo chiamati spazi intermedi ed ecco perché la centrale di teleriabilitazione è una centrale nel territorio, quindi territoriale.